conosci? Sì, ma noi infatti andiamo molto meglio all'estero. Io ho cantato alla cattedrale di San Patri e a un certo punto si sono alzati in piedi durante la messa e si sono messi ad applaudire dopo uno Stabat Mater. E allora loro vogliono questo, non si pongono il problema di che cosa cantiamo, ma della musica e di come la cantiamo. Potessimo cantare e risolvere i nostri problemi con i suoni, penso che si farebbe un grande passo avanti, però non si può. E invece ci siamo resi conto che poi tutto sommato i suoni della nostra memoria coinvolgono loro con la loro vitalità e speriamo di poterne dare a quelli che ne hanno bisogno. Perché poi c'è tutto, c'è dal canto gregoriano, che tu sai che è la base fondamentale della nostra musica. Poi ci sono i giovani, ci sono questi suoni nuovi. Io ci provo stasera a dare un suono nuovo, un suono che ho sempre portato con me e poi però avevo paura di farli, perché io ho approfondito queste emozioni, perché ho pensato quei canti che mi difendevano dalla paura a 8 anni quando andavo a lavare al fiume e che cantavo e allora non avevo più paura. Forse era qualcosa di profondo, di molto più importante che solo allontanarti dai fantasmi interiori che tu sentivi. E così è quasi stata una missione, ho incominciato a raccogliere i brani, a difenderli, altrimenti, sai, il canto popolare si tramanda oralmente e in effetti sono i vecchi depositari. E allora raccogliere un canto da una vecchia di 90 anni, poi chiaramente elaborarlo, perché io credo che quando si raccolgono i brani la musica popolare la si deve far vivere, perché altrimenti diventa un archivio. E allora uscire dall'archivio insieme al canto io penso che sia stata per me una cosa importante. Certo, cantare in italiano me l'hanno sempre chiesto, anche perché poi in un certo senso devo veramente molto a questo nostro paese che ti ama senza capirti. E forse qui è nata l'idea di fare questo disco in italiano adesso ultimamente. È stato quasi un omaggio a questi che mi hanno ascoltato e amato in silenzio, senza capirne quello che io proponevo. Sì, ma i soldi non sono tutto. Forse a una certa età mancano i soldi, mancano quelle. Però la tragedia è che se potessi ritornare indietro farei la stessa cosa. Ho paura di salire su un palcoscenico a cantare che poi diventa forza. Ho paura del domani che è molto buio per me. Però sono paure, penso, che hanno tutti. Forse la mia è una cosa ancestrale. Adesso ho paura della vita, di quello che la vita mi dà. Però vorrei viverla, vorrei avere tanto tempo che magari non ho. Beh, per me in effetti è cambiata in bene, nel senso che la vivo totalmente, ogni giorno sembra un anno. E allora vivo la giornata, la vivo tutta, pensando che il domani non so come si presenta. E allora forse vivere la giornata poi oltretutto ci allontana da questi spettri che continuamente ci seguono e ci possono sommergere. E però è brutto perché in effetti molte volte io penso e faccio dei progetti, poi dentro di me dico ma quanto sono stupida, che progetti posso fare? Poi mi viene questa ribellione, sono molto cattiva con me stessa. Perché? Perché non mi sono mai amata, invece all'improvviso mi sono scoperta che mi potevo amare. E allora l'unico modo che ho di superare questa cosa è non facendo progetti, ma vivere la giornata bella, piena, desiderando delle cose belle e facendo tutto quello che posso fare. Però io la mia vita l'ho vissuta, ho superato i 50 anni, ho avuto le mie grandi gioie, anche i miei grandi problemi, però avere fede, credere in qualcosa che c'è al di sopra di noi e che comunque ti protegge da altre situazioni. E credo lì perché in questa chiesa non si sia entrata dentro. Da noi è considerato un santo miracoloso. Ho visto. Io sono venuta anche per questo oggi. Non è che ci ho parlato molto. Cosa gli hai detto? Gli ho detto, guarda, io sono qui, sai con quale sacrificio sono venuta, vedi un po'. Tu c'hai parenti lì, se puoi coinvolgerli in questa cercare cercare che si scordino che ci sono qui. Perché Sì. in effetti è importante che il Padre Eterno si scordi che uno sta sulla terra, che Ma sia forse- preso da altri problemi. Ma sai, l'Abbazza ha definito l'Ave Maria quando mi ha sentito, dice io piango molto poco. E allora è lei che mi ha detto, mentre io sono una ricercatrice tu canti la memoria.
E allora è stato molto importante perché questa Ave Maria arriva da qualsiasi parte del mondo io vado, arriva l'Ave Maria, significa che c'è qualcosa che prende, o perlomeno ecco, ci sono dei suoni che si trovano in ognuno di noi. Noi abbiamo avuto dei momenti anni fa veramente che non piovevano, erano anni che non pioveva. E allora tornando qui, io dopo 3 anni sono tornata qui e mi sono resa conto che la diga è piena. E allora anche questa è una sensazione di gioia, abbiamo l'acqua. Adesso abbiamo bisogno che quando vengono qui a vedere questa terra meravigliosa la gente cerchi di non buttare i cerini e di non bruciare la Sardegna, perché non è solo nostra, la Sardegna è di tutti quelli che vengono a trovarla, perché la terra appartiene a tutti. E allora la devono amare come l'amiamo noi.